le partite di calcio, sia come persone umane che come uomini. Siamo delle persone per bene, abbiamo sbagliato una stagione calcistica, ci sta, ma non possiamo compromettere il nostro essere, la nostra salute e il nostro quieto vivere. Quindi, chiedendo scusa a tutta la cittadinanza, bella, brutta, quelli che ci amano e quelli che ci odiano, oggi io mi sento in diritto di fare il portavoce per, ripeto, Francesco Nobile, Gaetano Di Caro, Davide Sardo, direttore Giuseppe Cammarata, Maurizio Capraro, tutti i collaboratori, vedi come si chiama, Flavio Bellomo. Noi ci dimettiamo, noi non abbiamo più intenzione di continuare, e quindi poi se ci sarà da parte della proprietà la voglia di continuare, a noi non sta bene, perché il nostro desiderio a questo punto, per come si stanno cambiando le cose, è ritirare la squadra, ma non sta a me e non sta a tutti quanti noi, però noi non ci sentiamo più partecipi per questo progetto, quindi saranno le istituzioni, sarà la proprietà a parlare con chi di dovere per un futuro dell'Agragas, che noi da questo momento in poi ci disimpegniamo, perché non è giusto, non è umano, per quello che abbiamo passato in questi 6 mesi insieme, piangendo, solo piangendo, mai ridendo. Quindi oggi ho dovuto assistere a degli sfoghi umani, del qui presente Francesco, di Maurizio Capraro, che amano questa città, amano questi colori. Sicuramente io purtroppo devo fare il portavoce di loro, però Ciccio, da tifoso primario e da collaboratore tecnico, dirà anche la sua. Ripeto, Maurizio Capraro e tutti quanti noi, da oggi non ci disimpegniamo, sono emozionato, non ci disimpegniamo, ma non intendiamo più andare avanti, non ci sono i presupposti per andare avanti, perché abbiamo subito delle situazioni al di là del lascia perdere gli aspetti economici, che vanno oltre. E dunque rischia di essere triste e malinconico l'epilogo della stagione in casa Akragas. Ricordiamo, la squadra, almeno fino a ieri, scesa in campo contro il Sant'Agata, non è riuscita a scrollarsi appunto dalla sconfitta contro gli altri in bianco-blu, oltre ovviamente a essere in bianco-blu, in bianco-azzurro in questo caso, la squadra della Città dei Tempi. La formazione allenata da Giancarlo Favarin, almeno fino a ieri, rimane ancorata al fondo della classifica. 14 punti, sono 21 invece quelli che servono per arrivare in zona play-out. Invece supera la doppia cifra il distacco dalla salvezza diretta. Vado a leggere qualche messaggio. Paolo Vinci, che ci saluta da Siracusa, che dice: dopo le porcate dello scorso anno con il Lamezia, rivediamo, insomma, altri termini che magari evito di riportare. Meno male che stiamo andando via da questa categoria. Dice: per il momento bene questo tifoso del Siracusa, perché la squadra di Marco Turati, dopo la bellissima vittoria ottenuta al Granillo nello scontro diretto contro la Regina, ha portato a casa un altro successo importante contro un'altra formazione calabrese decisamente più squillante in termini di risultato, perché è stato un 7-0 con cui la squadra azzurra ha avuto la meglio sull'Ocri, risultato mai in discussione. E proprio in tal senso, grazie alle immagini prodotte e pubblicate da Tris Siracusa, andiamo a vedere, fermo restando che noi comunque vogliamo sentire il vostro parere, la vostra opinione sul caso Akragas. Nel frattempo ci gustiamo la scorpacciata di gol con cui la capolista ha avuto ragione sul proprio terreno di gioco dell'Ocri. Il Siracusa travolge il Locri per 7-0 e centra la 6ª vittoria consecutiva. Formazione ancora la stessa da 3 settimane a questa parte per gli aretusei, che partono a sprombattuto. Al 9° minuto punizione di Di Grazia che si stampa sul palo interno. Al 17° il Siracusa la sblocca. Il gran gol è di Francesco Pistolesi, che dal limite trova l'angolino giusto dove Donini non può arrivare. Terzo centro stagionale per il giovane esterno sinistro aretuseo. Al 19° grande azione aretusea che si conclude con un sinistro di Russotto parato.
Al 24esimo il Siracusa raddoppia, Candiano pesca Alma solo davanti al portiere, stop di petto a seguire e tocco sotto con palla in fondo al sacco per Alma, è la quarta rete stagionale. Al 28esimo la traversa interna colpita da Alma con un destro a botta sicura. Gli aretusei rischiano soltanto al 35esimo con un sinistro in diagonale del greco Vasilios che finisce fuori di poco, e al 37esimo con l'ottimo sviluppo locrese e con Aprile che in pratica fallisce un rigore in movimento calciando fuori. Al 38esimo ripartono gli azzurri, Alma per Maggio, Donini si rifugia in calcio d'angolo. Al 39esimo una mischia in area Amaranto che viene risolta da Maggio sull'assist al bacio di Grazia, 10° centro stagionale per il bomber azzurro che ritrova così la via del gol. Al 46esimo Siracusa che fa accademia e Palermo che alla fine calcia addosso a Donini. Il secondo tempo è la fotocopia del primo. Al 5° minuto cross di Puzzone, colpo di testa di Russotto con la palla che sfiora l'incrocio dei pali. Al 6° il Siracusa si porta sul 4-0, ancora di Grazia, assist man per Baldan che di testa realizza. All'8° Maggio in scivolata anticipa Russotto e mette fuori, piccolo battibecco fra i due. Al 9° viene espulso Pelle per un fallaccio su Sus, resta così in 10 il Locri e allora Turati mette in campo Sarao per Maggio e Convitto per Russotto, successivamente a quadro e longo per Baldan e Di Grazia. Al 26esimo si fa vedere Convitto con una conclusione da fuori e la palla che finisce al lato. Al 32esimo ci prova Longo, un destro che si stampa sul palo e sono così 3 i legni degli aretusei oggi. Ultimo cambio azzurro al 34esimo Di Paolo per Alma. Al 37esimo occasionissima per gli azzurri, prima ci prova Sarao con la parata del portiere, sul prosieguo dell'azione il pallone perviene a Convitto ma la conclusione dell'attaccante aretuseo viene messa in angolo da Donini. Al 38esimo c'è gloria per Longo, questa volta il suo destro a giro si spegne l'angolino più lontano dove Donini non può arrivare, 5-0. Al 41esimo è Puzzone con un cross al bacio per Convitto, colpo di testa e sesta rete aretusea. Al 45esimo ancora Convitto ci prova con un bel sinistro al volo parato dal portiere ospite. La partita si chiude definitivamente nell'ultimo minuto di recupero quando dal corner di A quadro arriva la ginocchiata di Palermo che stampa la sfera sotto l'incrocio dei pali per il 7-0 finale. 7 marcatori diversi per il Siracusa, miglior attacco, miglior difesa e testa della classifica consolidata con i 6 punti di vantaggio che restano tali nei confronti della Reggina. Domenica prossima trasferta ad Acireale. Rientriamo dunque, 7 gol, 7 marcatori diversi per il Siracusa che schianta il Locri, mantiene 6 lunghezze di vantaggio sulla Reggina che a sua volta, come abbiamo potuto vedere poc'anzi dai risultati che abbiamo elencato, ha vinto, quindi mantiene la distanza che comunque rimane molto ampia, visto e considerato che siamo entrati ormai nella fase discendente di questo campionato, mancano 10 giornate alla fine. Ne approfitto allora, mentre invito Salvo Geraci a mostrare nuovamente la classifica, vado ad elencare quelli che sono le gare del programma della 25esima giornata, tutte in campo alle 14:30 di domenica 23 febbraio, con Castrum Favara San Biase, Acireale Siracusa, Città di Sant'Agata Licata, Locri Pompei, Nuova Igea Virtus Paternò, Ragusa Acragas, e qui vedremo come si evolverà la situazione in casa Acracantina, poi Regina Enna, San Cataldese Nissa e infine Scafatese Vibonese, altra partita molto importante perché, come abbiamo avuto modo di vedere dal cartello dei risultati, la Scafatese ieri ha vinto sul campo del San Biase, rafforzando il proprio terzo posto in solitaria. Scafatese che non più tardi del mese di dicembre contendeva addirittura il primo posto al Siracusa, salvo poi calare alla distanza e scendere all'attuale -9 dalla formazione di testa, dalla formazione azzurra.
Scafatese che adesso ha la grande possibilità di staccare e forse tirare fuori definitivamente dai giochi promozione la Vibonese, che tra l'altro è già a 12 punti di distacco dalla vetta. Vibonese che ci dà il gancio per quello che è l'ultimo servizio di serata, perché la squadra calabrese di Mister Facciolo ha perso in casa contro Ligia Virtus, vittoria pesantissima per la formazione di Mister Luigi Panarelli, che sbanca dunque il campo del Razza di Vibo Valencia con risultato di 1-2, e noi andiamo a vedere proprio grazie all'ufficio stampa della Vibonese le immagini di questa importante vittoria dei giallorossi. Dallo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia, buon pomeriggio e buon calcio a tutti da Mimmo Famularo, benvenuti a Vibonese Igea Virtus, 24esima giornata del campionato di Serie D. Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva adesso, inizia Vibonese Igea Virtus, Napolitano che riesce a superare un uomo. Prova a servire Terranova, entra in area Terranova, si porta la palla sul destro, la conclusione e c'è la respinta, ma ancora la palla rimane lì, c'è il gol, ma è fuori gioco, tutto vano, era andato in gol a Castiglio. Viene servito Napolitano, può andare sull'1 contro 1 con Carullo, lo supera, entra in aria, Napolitano viene steso, calcio di rigore per la Vibonese, lo ha procurato Napolitano. Si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso, parte Favo, la conclusione, il destro e c'è il gol, la Vibonese è in vantaggio, ha segnato il capitano Vittorio Favo che non ha sbagliato dagli 11 metri e dunque dopo 12 minuti di gioco la squadra di Michele Facciolo è già sull'1-0. Lancio, attenzione, c'è il gol dell'Igea Virtus con Maltese, ha pareggiato l'Igea Virtus, il gol del difensore centrale dell'Igea Virtus. Attenzione, secondo calcio d'angolo per l'Igea Virtus, la Vibonese che difende a zona deve stare molto attenta proprio sulle palle inattive dove l'Igea Virtus ha dimostrato di essere particolarmente effervescente. Nuovo duello vinto e c'è ancora il gol di Maltese, il sorpasso della Vibonese che si fa sorprendere ancora una volta su un calcio piazzato e l'Igea Virtus è avanti. Ancora Squillace, lungo l'out di sinistra nella zona di Giunta, il destro, c'è la parata di Costantini che si rifugia in angolo, squillo della Vibonese al 42esimo. L'apertura per Napolitano che adesso si è spostato a sinistra, Napolitano punta l'uomo, Napolitano in area di rigore, prova la conclusione, viene ribattuta, ancora la Vibonese con Squillaci in area di rigore, il cross in mezzo per Giunta, il destro alto, l'Igea Virtus che viene avanti adesso con Trombino, lo scambio con Gambini, il cross in mezzo proprio nella zona di Trombino che non ci arriva, la palla sfila di un soffio alla destra di Bolzon e termina sul fondo. È partito il secondo tempo di Vibonese Igea Virtus. Giunta, Simonelli prova ad entrare in area, finisce a terra, non c'è nulla per l'arbitro e allora al minuto numero 18 da rivedere questo episodio con Simonelli che recrimina il calcio di rigore. Milazzo, il pressing dell'Igea Virtus che adesso ci prova con Trombino dalla lunga distanza, palla alta, l'errore di Favo, riparte l'Igea Virtus con Trombino, quindi Calafiore entra in aria, Calafiore la conclusione, c'è il gol, fuori gioco di Trombino, in mezzo a tre uomini, riesce a servire Terranova, non supera Della Guardia, mantiene il possesso della palla, poi Milazzo, la conclusione di destro troppo alta, colpo di testa di Capone con la palla che finisce tra le braccia di Costantini. Palumbo nella zona di Nunziante, quindi Squillace prova il destro, la conclusione non di molto fuori,
E finisce qui, esulta il pubblico del giallorosso presente in gradinata e anche in tribuna. Vince l'Igea Virtus che espugna lo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia. Un saluto da... Rientriamo dunque e l'Igea Virtus ringrazia un difensore goleador come Totò Maltese, autore dei gol decisivi per andare ad espugnare il Luigi Razza di Vibo Valencia. Vittoria pesantissima anche perché, tra altre cose, consente all'Igea Virtus di andare al comando di quella che è la classifica delle altre. Quindi se andiamo ad escludere le top 5, quindi Siracusa, in ordine di classifica Siracusa, Reggina, Scafatese, San Biase e Vibonese, c'è l'Igea Virtus adesso in sesta posizione, appena fuori dalla zona playoff, ma onorevolissimo il campionato della formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante tra l'altro il cambio in panchina con Luigi Panarelli che ha preso, se vi ricordate, il posto di Ciccio Di Gaetano. Noi abbiamo chiuso, stiamo per chiudere la prima parte di Localcio, quella dedicata al girone I di Serie D. Naturalmente non andate via perché a breve, dopo qualche minuto, per mettere a posto lo studio e tutto il resto, entreranno in scena Salvorifici, il mio consueto compagno di viaggio, e l'ospite di questa sera che è il direttore sportivo del Montelepre, Piero Gatto. Restate con noi perché Localcio continua.
Buonasera nuovamente in diretta su Sportisili. Dopo l'approfondimento della Serie D parliamo di eccellenza e promozione e lo facciamo con il top dei top, come dice Enzo Palmeri, che già ci commenta e ci saluta. Piero Gatto, ciao Piero. Buonasera, il topo dei topi, Piero Gatto, non va bene. Piero è il top dei top. Intanto Francesco, ci ritroviamo, quindi buonasera nuovamente a te che l'avete visto 10 minuti fa con la Serie D. Top perché con Piero si può parlare veramente di tutto. Francesco l'abbiamo fatto settimana scorsa con Marco, altro massimo esperto del calcio dilettantistico, ma Piero diciamo lo è anche per, diciamo, per mestiere, per lavoro, perché è intanto il direttore sportivo del Montelepre, quindi sotto il punto di vista della promozione abbiamo il top perché è prima in classifica e quindi chi meglio di lui? Nessuno fino a questo momento, è da diverse giornate a questa parte. Poi comunque sia è stato presidente dell'Associazione Italiana Allenatori della sezione di Palermo, diciamo della provincia di Palermo, e quindi sotto questo punto di vista anche lì diciamo conosce questo mondo e anche quindi allenatori che allenano non solo le promozioni ma eccellenza, Serie D, eccetera, eccetera, quelli diciamo palermitane. Quindi con lui possiamo analizzare, Francesco, anche e soprattutto una partita che si giocherà questo weekend e diciamo si giocherà buona parte, se non tutta, dell'eccellenza girone A, ovvero Athletic Palermo contro Gela. Assolutamente sì, io saluto di nuovo chi ci sta guardando. Piccola nota, quanto è bello sentire dire Sportisili correttamente, perché non ci sono abituato, ogni volta che sento Salvo Rivici che dice Sportisili mi emoziono. No, scherzi a parte, sarà penso la settimana più lunga della stagione, dopo un'altra settimana bella lunga come quella che avete vissuto voi a Montelepre e a Bagheria. Settimana molto intensa, tra l'altro entrambe le squadre arrivano dopo una bella vittoria e non era scontato, lasciami dire, perché Sì. io poi, andando poi a montare gli highlights, li vedremo tra poco, di Lascari Athletic, non davo così per scontato questo dominio da parte dell'Athletic, perché Lascari sta giocando anche un discreto calcio, con Davide Boncore ha tirato su una bella squadretta. Mi aspettavo le difficoltà del Gela contro l'Accademia, tant'è che il Gela sblocca la partita nel secondo tempo. E adesso comunque ne parleremo anche con Piero. Penso che sia la partita, la più bella e più attesa partita dell'eccellenza, penso, degli ultimi 5 anni. Perché l'anno scorso sì, girone di ritorno c'è stata la vittoria del Favara a Caltanissetta, che sembrava poter aprire il campionato, ma già la Nissa aveva un grande vantaggio sul Favara e non ha cambiato le sorti la partita. Questa partita a livello, prima ancora che di classifica, psicologico, a livello morale, anche a livello di forza in campo, secondo me, in un modo o in un altro, a meno che non termina pari, in un modo o in un altro può determinare questo campionato. Piero, parlaci di Athletic Gela, tutto tuo. La prima cosa che dobbiamo dire è che abbiamo il pubblico. Bravissimo. Questa è una notizia che può rendere felici un po' tutti gli amanti del calcio nostro, perché già ci vivono dei campi, ci hanno privato pure di questi spettacoli, specialmente per l'Athletic Palermo, quindi avere un pubblico specialmente per questa partita. E vi dico in anteprima, non so se magari, vabbè, voi sicuramente lo sapete, avremo un gran pubblico, perché comunque il Palermo non gioca in casa, quindi avremo la curva del Palermo a tifare Athletic Palermo, quindi questa è una premessa che voglio fare, quindi Bello, già abbiamo una cosa che è spettacolare. Quanti sono forse 600 posti? Quanto era il Ma già 600 posti? 500, no, quindi chi da Gela magari è intenzionato a fare il viaggio della speranza, è meglio che magari qualcuno può anche rimanere a casa e si vede la diretta. No, per quanto riguarda la partita, certo, è una partita che noi, ma è importante perché riguarda una nostra squadra, che è quella dell'Athletic Palermo. Io lo dico anche nel mio programma, io non mi nascondo, sono tifoso delle squadre palermitane e quindi figurati se non posso, se non devo... Lo sei anche per ruolo, diciamo, che è rivestito, quindi è chiaro. E quindi sono per l'Athletic Palermo. È importante perché, a mio avviso, chi vince, specialmente che ho visto anche il calendario, significa vincere il campionato. Vince il campionato, specialmente se l'Athletic Palermo riesce a fare il bottino pieno, secondo me possono andare a stappare la bottiglia.
Sì, anche perché qua ci facciamo aiutare dalla grafica. Piero giustamente diceva se vince Atletic Palermo, diciamo, dà un senso diretto a quello che è il campionato, perché il campionato dice che l'Atletic Palermo in questo momento è prima in classifica, classifica il girone A di eccellenza, grazie al 3-0 di ieri in quel di Lascari contro l'Ascari Cefalù, 3-0 anche del Gela contro l'Accademia Trapani. La Parma ma l'ha vinto 3-1 a Castellammare, quindi altri 3 gol, questa volta esterni, quindi un successo che vale doppio per una squadra che comunque sia l'obiettivo di salvarsi. Addirittura sono 6 i gol che ha fatto il Marsala contro il Castelbuono, 6-0. Vittoria esterna anche del San Vito in quel di Marineo, 2-1, 0-0 tra Partinico e Don Carlo Misilmeri, 2-0 dello Sciacca contro la Folgore. Aveva aperto la giornata, la numero 22 del girone A, Casteldaccia San Giorgio Piana, e anche lì 3 gol del Piana fuori casa contro il Casteldaccia, per una classifica che vede, appunto, come diceva poc'anzi Piero, l'Atletic in vantaggio di un punto sul Gela. È chiaro che dovesse andare bene per l'Atletic, ci sarebbero 4 punti da recuperare per il Gela in poche partite, con un calendario oggettivamente in discesa per l'Atletic Palermo, così come lo sarebbe anche per il Gela nel caso in cui appunto dovesse vincere contro l'Atletic Palermo, anche se in quel caso i punti sarebbero 2 e non 4 da recuperare. Quindi ok che darebbe una grande sterzata al proprio campionato, ma comunque sia, una cosa è recuperare 2 punti, una cosa è recuperare 4 punti. Piero. Ma parliamo di due colossi, cioè gestire 4, gestire 2. Arrivato a questo punto del campionato, non penso che queste due grandi società non riescano a gestire il vantaggio, che siamo adesso diciamo, a poche partite dalla fine, che sono 8. Sì, E 8 quindi, partite. e quindi 8 partite tra quelle che giocano in casa e qualcuno che giocano fuori, io penso che entrambe le squadre riescano a gestire anche un minimo vantaggio, perché queste sono, la differenza è enorme rispetto alle altre squadre. Sì, hanno avuto degli stop che a me sono sembrati proprio assurdi per quello che è la qualità di entrambe, però fa parte del calcio, quindi va bene. Però quando la partita si fa dura, io penso che i forti alla fine faranno La, la la partita. differenza. Allora, la cosa curiosa, ne approfitto leggendo la classifica, è che comunque sia, fortunatamente per lo spettacolo sempre che ci assiste, si faranno comunque sia eventualmente i playoff, perché in questo momento, attenzione, sono 7 punti che distanziano il Gela con lo Sciacca. Probabilmente non si faranno invece quelli che diciamo vedono protagonista in questo caso il Don Carlo Missione col Piana, perché ci sono ben 17 punti di distacco tra il Gela e in questo caso il Misilmeri, quindi probabilmente non si farà questo playoff, ma si farà quello tra Sciacca e Piana, e poi eventualmente la finalissima contro il Gela. Leggendovi la classifica vi dico 45 Sciacca, 38 il Piana, 35 il Misilmeri, 32 il Marsala, che dimostra con questa ulteriore vittoria di essere una squadra in formissima e a un passo praticamente dalla matematica salvezza, così come è molto diciamo proiettata verso la salvezza anche la Parmoval, che ha 30 punti, i stessi del Castellammare. 29 l'Accademia Trapani, che ha fatto anche qui un balzo in avanti, anche se ha perso, ma comunque sia 29 punti era un bottino non indifferente. Da 24 in poi, ovvero dalla Castelvetrano fino all'Ascari, c'è una bella bagarre, Piero, adesso ne parliamo pure con te. Folgore 24, San Vito 23, Super Giovane Castelbuono 23, 22 Partinico, 21 Casteldaccia, 17 Oratorio San Cireggio, e poi l'Ascari, che sicuramente avrà difficoltà a salvarsi direttamente, spererà di fare magari play-out, ma diciamo, i 9 punti purtroppo per il Lascari sono quasi una sorta di condanna diciamo, al play-out nella migliore delle ipotesi, o alla recessione diretta in quella più, diciamo, negativa. Piero, come la vedi la lotta, diciamo, per non retrocedere? Per non retrocedere intanto è una bella lotta, perché comunque dopo tanti anni diciamo che ci sono tante squadre che sono interessate proprio per i play-out. Io dico che qualcuno io già la tirerei fuori, perché tu hai detto Parmonbal, Castellammare, questi qui, anche l'Accademia non credo che possano essere interessate, però io vedo che, per esempio, il San Vito Lo Capo dopo che ha preso Colombo. Stefano Colombo, sta dando un'inquadratura alla squadra, che comunque io ho sempre detto che a me il San Vito è sempre piaciuto come squadra, e quindi penso che potrebbe magari trovare
la strada giusta che può portarla alla salvezza. Come io ho paura, infatti io vorrei tirare un po' le orecchie a mio figlioccio Marco Vittorietti, perché questo 6-0, non voglio che sia figlia dello specchio, perché Marcuccio sta facendo molto bene, ha fatto molto bene con squadre importanti, quindi ha fatto vedere quanto è bravo e quanto è prezioso il suo contributo alla squadra, però non vorrei che alla squadra sia stata trasmessa un qualcosa che adesso i vari percuotere contro, perché io non mi aspettavo, io mi aspettavo no, Esagerato. assolutamente. Quindi io dico a Marco, attenzione, perché siamo in zona molto rischiosa, molto rischiosa. C'è il Partinico che dà segni di Di ripresa. ripresa, mentre per quanto riguarda l'Ascari, io parliamo dell'Ascari, ha un grande allenatore, quindi quello che sta facendo con questi giovani, io già 3 settimane fa ho visto dietro la sconfitta un qualcosa di buono, infatti poi è venuta una vittoria e poi come hai detto tu io non ho visto gli highlights e ieri anche l'Atletic un po' li ha messi in difficoltà, tu hai Sì. detto, mi pare, che vedendo gli highlights contro Sì. l'Atletic hai visto una squadra viva, Sì, comunque, sì, nonostante, risultato molto, forse troppo ampio. ecco, nonostante la sconfitta. Quindi, però, purtroppo il danno non me ne è fatto, quindi secondo me l'Ascari è tagliato fuori. Il Marineo è in una discesa, cioè non si capisce, perché Strana, sì. un'ottima squadra, però la cura di Nomarino si è fatta vedere, forse poi dato la bellezza, perché comunque la squadra è veramente forte, hanno preso un ottimo allenatore, però non riesce ad uscire fuori da questo tunnel della morte, perché non vince da un secolo, e quindi mi preoccupa il Marineo e mi dispiace tantissimo, perché il Marineo è un'ottima piazza, poi adesso che hanno il campo si possono fare tante belle cose, invece ahimè si ritrova e rischia parecchio, perché tra le tutte è l'unica che rischia parecchio, Sì. perché Casteldaccia sicuramente è una di quelle che ne uscirà fuori, perché Pietro sta giocando bene, magari i risultati non sono continui, però il gioco non è mai mancato, e Sì. quindi questa è una cosa che lascia ben sperare. Il Partinico è in ripresa, la super giovane, quindi capito? Non è facile, Sì, non è facile, non è facile. è un bel campionato nel campionato. Bella sfida. Io invece mi voglio divertire un attimo e Vai. poi lanciamo gli highlights Esatto. dell'Athletic. Ma se per caso dovesse finire pari a Terrasini e l'Unitas dovesse vincere, l'Unitas andrebbe a -6 dal primo posto. Ora, posto che è utopia, posto che in base a come va dopodomani in Coppa contro la squadra calabrese potrebbe andare avanti in Coppa e sono problemi, anche se penso che siano problemi che tutti vorrebbero avere, Lo quindi Sciacca andare contro il avanti in Coppa. Castelbuono, ande Però peggio. attenzione, vanno a giocare a Castelbuono e non è facile, anche perché dopo un 6-0 la super giovane vorrà rifarsi, conoscendo anche Marco Vittorietti. Però se per caso dovesse andare così, quindi un pareggio a Terrasini, una vittoria dello Sciacca a Castelbuono, 3 squadre in 6 punti. Perché se poi non ci deve andare pure l'Atletic, se non è. E credo che lo Sì. Sciacca debba giocare ancora col Gela, se non sbaglio. Magari correggetemi, ma credo che debbano ancora giocare al ritorno contro. Sì, A comunque, Gela. vabbè, a Gela ci puoi andare già. È perché il Gela gioca in 12, perché ha un Vacci, bellissimo pubblico. vacci con le macchine, non ci andare con il Puma, li trovi dentro il Puma. Lascia perdere, lascia perdere. Allora, se va a finire pari, Ti confermo c'è Gela Sciacca alla sì, 28esima. alla Alla 28esima. terzultima. È la terzultima, ciao. E quindi, allora, se finisce pari, io sono convinto che l'Athletic, no, veramente, ragazzi, riuscirà a gestirsi anche questo. E quindi. Anche lì noi abbiamo fatto la scorsa volta. Ne parlavo con Giampiero 3 quarti d'ora. Sì, io finisco perché io ti dico che no, dobbiamo vincere. Sì, ne parlavo l'altra volta, facevamo un ragionamento sul calendario. Adesso noi lo facciamo mentre mandiamo magari gli highlights, magari dell'Asca, insomma, decidi tu Sì, quale la scheda manda. Athletic è il Mandiamo la primo. scheda atletica e poi durante questi 2 minuti di highlights, 2-3 minuti, leggiamo il calendario e vediamo dove, togliendo la partita domenica, le due squadre possono, diciamo, rischiare di perdere punti. Devo dire io. Highlights, Lascari e Atletico Palermo.
È il più classico dei testacoda, quello che si gioca allo stadio Ilardo di Lascari tra il fanalino di coda Lascari Cefalù e la capolista dell'eccellenza Girone A, l'Athletic Club Palermo, che si prepara al big match di domenica prossima contro il Gela. Lo fa ruotando un po' gli elementi a disposizione di mister Filippo Raciti, ma di fatto, come stiamo per vedere, la partita sarà un monologo a tinte nero-rosa. Qui subito Spinola che va in azione personale, conclusione dalla distanza, parata dal portiere Maggiore, oggi titolare, vista l'assenza del titolare ma poi a un certo punto Spinola alza la testa, carica il destro, batte Maggiore, 0-1, ancora un capolavoro da parte di Leo Spinola dopo la splendida punizione di 2 settimane fa a Marsala. Va in vantaggio l'Athletic che insiste, non molla la presa contro l'Ascari Cefalù che appare inerme. Qui Spinola arma il piede di Prezzabile che sterza sul sinistro, va alla conclusione, la palla sorvola, la traversa, rimane fermo Maggiore, ma rimane fermo il Lascari Cefalù che nulla può contro gli attacchi dell'Athletic. Qui le nostre telecamere seguono la corsa di Azimati che alza la testa, mette in mezzo, non riesce Mistretta per un soffio ad arrivare sul pallone, ma l'ex attaccante dell'Unitas Sciacca avrà tempo per rifarsi. Qui conclusione sul palo di Maggiore che non è perfetto, e allora al 38esimo minuto arriva lo 0-2 firmato da Domenico Mistretta, l'attaccante palermitano che sarà puntello fondamentale in questo finale di stagione per l'Athletic Club Palermo, che insiste qui con l'azione al limite dell'area, ancora con Spinola che semina il panico nella difesa cefaludese, poi conclusione di Torres, liftata e ci vuole il volo di Maggiore a metterla fuori. Qui con le immagini di Pietro Piazza passiamo dalla fine del primo all'inizio del secondo tempo. Crivello alza la testa, lancia per Sangaré che scappa alle spalle della linea difensiva dell'Ascari Cefalù, anticipa l'uscita di Maggiore e deposita nella porta vuota la palla dello 0-3 in gol. Anche Sangaré, uno dei pretoriani di mister Filippo Raciti. È partita chiusa per la capolista che chiude dunque i conti. C'è tempo ancora per un attacco da parte dell'Ascari, la prima vera conclusione verso la porta in tutta la partita. La firma Mineo, non c'è grosso pericolo per Romano, poi da questo calcio d'angolo la palla spiove sopra la traversa fino ad arrivare ai 3 fischi del direttore di gara. Vince l'Athletic che resta al comando e domenica prossima attende l'arrivo del Gela. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Allora, torniamo in diretta. Intanto c'è Giovanni che ti saluta e ti chiede, ti fa domande sull'Inter. Dico, cosa ne pensi? Lì sarà sicuramente Ma un io tifoso non l'ho visto, ero No. troppo stanco per vedere Sì. la partita. E poi dice Verderame, per la cronaca i gelesi arrivano, come a dire verranno a Terrasini. È chiaro, poi se hanno la possibilità di entrare, entrano, poi quelli che non hanno possibilità penso che resteranno fuori. Quante ne abbiamo viste di tifoseria? A me è così? giunta voce di un promettente giornalista di Casteldaccia che andrà a vedere la partita. Mi è giunta Sì, questa voce. io? Eh. Sì, io ci andrò, diciamo che ci vorrei andare, ora impegni alla mano, agenda alla mano, vedrò di poter... Sicuramente non ci andrà Geraci perché è impegnato. Comunque sia, c'è da dire che è una partita, come diceva poco fa Piero, ha detto una cosa che, diciamo, da un lato dice, vabbè, non vuol dire niente, ma invece vuol dire tanto. Dice, non gioca il Palermo. È importantissimo questo che non gioca il Palermo, perché chiaramente molti andranno a seguire il Palermo in trasferta, ma è una partita che comunque sia ha un'importanza così grande. Io mi ricordo l'anno scorso, o 2 anni fa, no, 2 anni fa, quando ci fu l'Agragas che si giocava la vittoria, ci fu un Agragas, non mi ricordo contro chi, c'erano 5.000 persone, dico, sicuramente il Senato lo consente, non siamo ai livelli di Terrasini, però io mi ricordo che quella partita è stata seguita da Sport Italia, a Sky hanno fatto un servizio della tifoseria di provincia. Dico, non sarà purtroppo per numeri alla mano la cosa di Terrasini, però già vedere in un impianto così piccolo, tutto pieno, 600 persone, se verranno, come dice Piero, e verranno, poi ci saranno fumoggi, è un bello spettacolo ed è bello, spero, in campo lo sarà sicuramente, ma anche fuori dal campo spero che non ci siano problemi e che sia veramente tutto spettacolo. Io volevo precisare una cosa, siccome è stato detto anche qua, non da voi, è venuto, che l'Athletic Palermo, visto che il Palermo va male, raga, non incominciamo a dire queste cavolate, perché andiamo al danno di un Athletic Palermo che tifa Palermo più dell'Athletic Palermo stesso. Quindi questo io ci tengo, perché noi dobbiamo mandare avanti questa società
perché è una società sana, è una società palermitana, che alla base c'è il tifo, perché vengono dallo stadio, proprio sono andati fuori dallo stadio del Palermo, che hanno, e l'amore che hanno verso i colori rosanero. È importante, sapete perché? Perché noi a tempo, chi è più l'età mia, quindi che è morto, praticamente, ci ricorda della Palermo Olimpia. La Palermo Olimpia ha avuto la presunzione di dire noi sostituiamo il Palermo Calcio. Ragazzi, non è possibile. Palermo ce n'è uno Bravo. ed è il Palermo. L'Athletic Palermo sarà per sempre, per tutti noi, la seconda squadra di Palermo. Quindi questo cosa significa? Che chi è tifoso e chi ama il Palermo si può avvicinare e può amare tranquillamente anche l'Athletic Palermo. Questa è una bella affermazione che dice Piero, perché è chiaro che le due cose non possono. Anche un dirigente dell'Atletico Palermo avrebbe detto quello che ho detto io. Lo vorrebbero dire, ma tu l'hai detto nella maniera migliore possibile, ed è la cosa che pensiamo tutti, è che È così, è così, lo so, di assolutamente così, è assolutamente così, anche perché comunque sia il Palermo non ha avuto mai una seconda squadra, ed è giusto che arrivi il momento e che faccia possibilmente quest'anno, il prossimo anno, quando sarà, una categoria importante come lo è già l'eccellenza, ma ancora Palermo l'ha avuta, però dico, non ha avuto mai una società così forte come l'Athletic Palermo, perché l'Athletic Palermo può fare la Lega Pro tranquillamente, cioè la sta facendo in eccellenza la Lega Pro, figurati se non la può fare in Lega Pro. Quindi forza, scusate a Gela, veramente, però raga, un po' di campanilismo possiamo farlo o no? Siamo a Palermo, quindi lo possiamo fare. Quindi forza Athletic Palermo, e speriamo veramente che possa andare questa squadra palermitana in Serie D, ma no per andare in Serie D e finire. Se no, che abbiamo fatto? sarebbe buono un progetto a medio-lungo termine, e la cosa più importante, un domani, anche in eccellenza stesso, per carità, che si possa riaprire il velodromo, perché chiaramente questa partita giocata per esempio al velodromo avrebbe fatto secondo me i numeri dell'Esseneto, e sarebbe, diciamo, stato uno spettacolo ancora maggiore di quello che sarà domenica. Più Per carità. avanti, più avanti, Cioè, attenzione, perché il Milan può avere, si può dividere lo stadio con l'Inter, la Sampdoria se lo si divide. Se andiamo in Lega Pro, perché non ci possiamo dividere lo stadio come Ma fanno guarda, io le... la faccio ancora più grossa perché io penso che in Italia ci sia sempre stato il problema del una città, una squadra, al di là delle grandi metropoli che possono essere Milano, Roma, Torino, c'è il caso di Genova, c'è stato il caso di Verona e Chievo. Però se noi andiamo a guardare, a Londra ci sono 7 squadre in Premier League, ognuna col suo stadio. Manchester ha 2 squadre, ognuna col suo stadio. Liverpool ha 2 squadre, ognuna col suo stadio. Non- Liverpool e Manchester non sono tanto più belle o tanto più grandi di Palermo, o tanto più bello o tanto più grandi di Firenze, per dire. Da noi c'è stato sempre, da noi inteso come Italia, c'è sempre stata questa cosa di dire c'è la squadra che ha la supremazia. Però se noi andiamo a guardare, e ti rifaccio il caso di Londra, ma non perché voglio paragonare Londra a Palermo, attenzione, ma comunque ogni quartiere, ogni diciamo scorcio della capitale dell'Inghilterra ha la sua caratteristica, ha la sua squadra di riferimento. Non dimentichiamo che l'Athletic Club Palermo nasce dall'unione di 2 quartieri che sono Resultana e San Lorenzo. Adesso c'è una visione un po' più cittadina diciamo, che non rionale. Io ritengo, sempre, ripeto, come hai detto giustamente tu, al netto di quella che è ad oggi la rivalità col Gela, ma magari un altro anno sarà stata un'altra rivalità ancora, che comunque Palermo può, perché no, avere bisogno di una seconda squadra, o comunque di una squadra collaterale. A me non mi piace dire prima, seconda, terza, una squadra collaterale al Palermo FC, ma proprio per coltivare questa cosa di dire non esiste. Io la vedo anche da un punto di vista anche di altri sport, perché io sono una persona che non è fissata solo sul calcio, e chi mi conosce bene lo sa, però già avere una seconda squadra di calcio può fare da sprone anche per altre realtà, perché no, anche per le istituzioni, per dire agevoliamo la riapertura del velodromo, agevoliamo per gli sport indoor la riapertura del l'appetito viene palazzetto. mangiando, insomma. Esatto, diciamo che avere soltanto una squadra grande nel proprio... E prova ne sia ad esempio Catania, che ha una squadra in Serie C che non sta avendo grandi risultati, però è campione d'Italia nel beach soccer, è campione d'Italia nel calcio a 5, è campione d'Italia in tanti sport.
perché c'è un rigurgito. A Palermo purtroppo siamo fermi a esiste solo il Palermo FC. Ma addirittura a Palermo esiste solo il Palermo, perché se tu pensi che fino ad ora per fortuna è nata questa realtà, perché noi abbiamo tante società malate, perché non abbiamo le strutture, Esatto, quindi bravissimo. non abbiamo niente. Quindi mentre a Catania, tu hai citato Catania, ma Catania è avanti a Palermo Anni luce. anni luce. Se prendi anche nel Messinese, c'è Palermo. Io mi rivolgo ai politici, se ce ne sono due che magari ci stanno parlando. Uno è La settimana sicuro. scorsa ci guardava l'assessore Tamaio, Vabbè, quindi ma è dei nostri, quindi lo so come si batte, però dico, non abbiamo le strutture e non abbiamo le società. Basta dire che ecco, l'Athletic Palermo gioca in un campo dove non si può allenare. Se a Palermo Eh, stesso quindi- cade acqua in tribuna e quindi parliamo del Palermo, quindi anche il Ma- Palermo stesso ha noi problemi giornalisti siamo ammassati. capito? Quindi- Dai, vabbè, dai. Comunque, nonostante un centro inferiore, diciamo, di capienza come il Palermo, il Gela è una grande squadra con una grande tradizione, con una grande tifoseria. tifoseria, e anche lì ci sono due squadre, perché oltre al Gela c'è il Vigor Gela, come sappiamo, Squadra più amata la del squadra più nostro amata dal nostro regista. regista, e il Gela ha vinto in quel di Trapani, dove anche a Trapani ci sono più squadre. Ha vinto in casa. Ha vinto a casa contro 3-0, l'Accademia Trapani. col- E anche, no, dico anche contro l'Accademia, dove a Trapani ci sono anche lì più squadre. Per esempio, l'Accademia Trapani gioca al Sorrentino, che è stato Per storicamente, altre cose lo stanno prendendo in gestione per Pure. rifare campo, eccetera, eccetera. storicamente il campo, diciamo, del settore giovanile della primavera del Trapani, lo è stato per tanti anni. Andiamoci a vedere questo 3-0 che si è, diciamo, si è sviluppato, maturato, diciamo, nella seconda parte della partita. Gela, Accademia 3-0. Va in mezzo stavolta il pallone alto, colpo di testa. La mette in mezzo, bene. Dove arriva il colpo di testa, forse Cocimano a colpire. Vincenzi potrebbe ancora allargarla, invece va in mezzo, l'allarga adesso Cocimano, la mette in mezzo per Caronia, che non ci arriva. Era a metà tra un tiro e un cross, quello di Cocimano. Il 10 che la mette in mezzo, dove arriva Maidana che la stoppa di petto. Maidana davanti alla porta, il pallonetto alto sopra la traversa, e qui Maidana poteva assolutamente fare di più. Mistretta al rilancio lungo, Sec, pallone verso Agio, azione pericolosa, benissimo. Poi Giuliano, ma ancora il set, poi c'è l'ottimo intervento di Valenti e allontana definitivamente Giuliano. Cosa ha preso Federico Valenti? Messa con le mani per il Trapani. Tiro da lontano, fa buona guardia a Valenti. Contro Benjamin Martinez, Sec. Si ferma, poi prova a girarsi, buon lavoro di Martinez che non riesce a togliere il pallone, però ancora Sec, il pallone in mezzo, l'intervento di Valenti, ancora Valenti! Strepitoso l'intervento di Federico Valenti che ha salvato tutto. Ci è parso almeno di essere stato lui a toccare questo pallone. La mette giù lui e poi cerca Sec, la lascia lì per il 2 che poi prova il tiro e sbaglia completamente la conclusione Iannazzo. E adesso è un 4 contro 4. Vediamo ancora l'Accademia Trapani in avanti, in sovrapposizione Angio. Poi c'è il pallone che rimane pericolosamente lì, non è riuscito a bloccarla subito. Può allargare verso Caronia, lo fa adesso il 10. Vediamo se rientra, va sull'esterno. Caronia decide di rientrare, poi prova il tiro, pallone che rimane lì e poi lo spinge in rete. Amedeo Vincenzi, arriva l'1-0 Gela e ancora lui segna per la seconda volta consecutiva. Si ripete rispetto alla settimana scorsa contro la Parmonval. Amedeo Vincenzi e l'1-0 Gela al minuto 4 di gioco della ripresa. 1-0 e questo è il gol che tutto il popolo biancazzurro aspettava. Caronia che la mette giù bene in posizione regolare, la mette in mezzo Caronia a Gudiac per un soffio, sfiora il palo, poi vuole il calcio d'angolo. C'è un problema forse per l'assistente dell'arbitro, problema forse di natura muscolare, e allora intervengono i medici del Gela Calcio in soccorso del guardalinee. A questo punto Michele Guastella
è un altro dirigente della squadra ospite a fare i guardalinee. Questa può essere un'arma a doppio taglio per entrambe le squadre. Buono il pallone in profondità per Privitera, che poi si ferma e serve ancora Caronia. In area di rigore Caronia prova il tiro, c'è ancora il Gela, però ancora il numero 7, pallone che arriva dalle parti di Arcidiacono. C'era fuori gioco secondo il direttore di gara. Campanella, il lavoro ancora di Campanella con un tiro da lontanissimo, ci è arrivato Valenti, strepitoso anche in questa occasione. Ancora in avanti Secan, poi pallone che arriva per Barracco, che tenta addirittura il tiro da posizione defilata. Attenzione all'occasione pericolosa, ancora Accademia Trapani in avanti, pallone per vie centrali, ci mette una pezza Simone Giuliano. Direttamente in area di rigore il pallone, lo stoppa Savasta, che poi si gira da attaccante vero ma non riesce a trovare la porta. Aveva fatto una cosa bellissima Luca Savasta. Vediamo se cerca Arcidiacono, lo fa adesso. Pietro Arcidiacono in area di rigore, prova a penetrare, pallone che arriva dall'altra parte per Gigante. Entra in area di rigore, messo giù e ci sarà calcio di rigore per il Gela. Fischia l'arbitro, parte Cocimano e la insacca il 10 Salvatore Cocimano. 2-0 per il Gela, 13 in campionato per lui e la partita possiamo dire che adesso è ufficialmente chiusa. La lascia Gigante con un ottimo velo per Argentati, può metterla in mezzo il 2, lo fa dalle parti di Savasta, di testa! Arriva il gol del 3-0 di Luca Savasta, incornata spettacolare di testa sul cross di Argentati e divaga allora il Gela. Barracco prova a mettere questo pallone in mezzo, alto sopra la traversa, il tentativo di Secan. E arriva il triplice fischio, il Gela trionfa. Torniamo, abbiamo visto, io la prima volta che osservavo gli highlights, l'abbiamo fatta insieme a Piero e Francesco, l'Accademia Trapani nel primo tempo ha sbagliato una marea di gol, poi in apertura di ripresa un gollonzo di Vincenzi ha indirizzato una partita che comunque sia l'Accademia non ha mai smesso di provare a raddrizzare. Poi il 2-0 di Cocimano e il 3-0 di Savasta l'hanno chiusa. E vi dico la verità, per favorire lo spettacolo di domenica, perché una cosa è giocare una partita con un punto di distanza, una cosa è farla con o 2 o 3. Quindi ben per lo spettacolo, noi tanto non tifiamo per l'Accademia così come per nessuna, tifiamo per lo spettacolo, quindi che ben venga. Piero, secondo te, e poi mandiamo l'ultimo messaggio, l'ultimo, scusatemi, highlights, che è il match del Misil Mary contro il Partino, è finito 0-0, e poi parliamo di promozione e quindi entriamo nel vivo della tua esperienza a Montelepre. Chi arriva meglio tra Athletic e Gela, a prescindere diciamo, dai punti in classifica, dal punto di vista della settimana o del periodo, diciamo, che stanno vivendo le due squadre? Chi arriva meglio è parola grossa, perché comunque secondo me entrambi stanno avendo proprio questo peso addosso delle responsabilità, perché fare parte di una squadra così importante dove si stanno spendendo tanti soldi, quindi sia dall'allenatore al calciatore, c'è gente che si siede dall'altro lato della scrivania e chiede tanti soldi, quindi come richiedi i soldi devi anche dare, e quindi il peso c'è da entrambe le parti. Io credo che è ovvio che è un po' più favorita ovviamente sia Athletic Palermo, oltre il fattore campo, finalmente sente questo calore di questo pubblico che è stato latitante per tutto il campionato. Ti interrompo subito, non l'ha mai avuto il pubblico. No. Questa cosa è una cosa positiva? Cioè, si abitueranno subito, è una cosa che sfrutteranno, o potrebbe essere anche controproducente, visto che il Gela ce l'ha sempre avuto? Guarda, i calciatori che militano nell'Athletic Palermo sono tutta gente che ha fatto le categorie professionistiche, quindi è una cosa in più per quanto riguarda la professione, perché uno che ha fatto il professionista andare a giocare in campo, non ci sono 30 persone, è deprimente e non danno quello che in realtà loro sanno dare. Quindi secondo me questa è una cosa che avvantaggia ancora di più l'Athletic Palermo, e poi anche perché diciamo che
hanno preso consapevolezza finalmente questa squadra e questo allenatore, e quindi già si assapora questa idea di Serie D proprio nel vero senso della parola, perché vedi, avere questa grande squadra che è il Gela dietro proprio il collo per tutto il campionato, e non ha mai mollato. C'era stato un attimino che sembrava che qualcosa non andasse per il verso giusto, però poi, infatti loro hanno mollato un po', però poi sono ritornati alla carica e quindi, ma adesso comunque l'Atletic ha ripreso secondo me il passo quello giusto per poter poi portarla fino alla fine. Veramente il top Gatto, ti scrive Mario Vassallo. Ah. E poi Beppe Guida, un grandissimo abbraccio a tutti voi e al mio immenso direttore, un vero top player. Diciamo che top è la parola del giorno. Questo è Beppe Guida che ti saluta. Peppe, rimani collegato perché tra poco parleremo di te, perché ancora siamo in promozione, in eccellenza, tra poco passiamo in promozione. No, io Allora, Misilmeri Partinico, anzi Partinico Misilmeri 0-0. Nel festival del calcio dilettantistico siciliano c'è chi vorrebbe essere un duro per scalare la classifica, ma c'è anche chi vuole dimostrare di avere il battito giusto per mantenere la zona playoff. Amici di Sportisili, ben trovati dallo stadio Favazza di Terrasini. Questa è Partinico Audace Don Carlo Misilmeri, giornata 22 del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Il big match della prossima settimana tra Athletic Club Palermo e Gela si dovrebbe giocare col pubblico. Attenzione qui alla corsa di Barbara che si fionda verso l'area, calcia male con il destro, prima opportunità della partita. Con una certa insistenza da parte della Don Carlo, che però perde male palla con Mendola. E allora Maniscalchi, sinistro di Maniscalchi in due tempi. La parata di Di Salvo. Palazzo se ne va e allora andrà Ganci. Parte con il destro, Ganci, Di Salvo con la mano di richiamo, calcio d'angolo che però non si batterà perché finisce il primo tempo 0-0 del capitano della Don Carlo. Mendola pressato e fermato da Maniscalchi, allora corre Olaoye, limite dell'area, Olaoye cerca luce per il tiro che arriva, palla fuori di nulla, occasionissima per David Olaoye. Pipitone, Cacicia, 1 contro 1, prende il centro Cacicia, evita la Vardera, ancora Cacicia, la palla sul destro, Di Salvo in due tempi. Carlo, tocco per Manfrè, posizione giudicata regolare, Manfrè di rigore, Manfrè cerca luce per il tiro, per l'assist, qui chiude bene ancora Dembélé, la palla è per Romano, il controllo è zona tiro per lui, calcia Romano, sopra la traversa c'è stata deviazione, calcio d'angolo. Poi palla dall'altra parte alla ricerca di Pulizzi, duello con Muzzo che non lo fa girare, Pulizzi in qualche modo però passa e sul fondo Pulizzi va giù, niente secondo l'arbitro, allora si riparte dal fondo. Si aggiunge anche Pellegrino, c'è una muraglia umana tra Gueye e Sar, fischia l'arbitro, la rincorsa quasi camminata di Gueye che cerca la porta, non la trova per pochissimo David Gueye che si butta a terra, si dispera. Gueye però corre, tocco per Sannasardo, va giù Gueye, l'arbitro lascia giocare, poi fischia ed estrae un cartellino rosso per Sparacio. C'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Romano nel cuore dell'area, Manfrè interviene, tocca per ultimo e l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita, è 0-0 tra Partinico Audace e Don Carlo Misilmeri. E dunque rientriamo dopo questo 0-0, primo punto tra l'altro subito al debutto per Vincenzo Giannusa sulla panchina del Partinico. Andiamo a vedere i risultati e la classifica del girone B di eccellenza, anche in questo caso 22esima giornata. Chiedo a Salvo Geraci di agevolare con le grafiche. Partiamo con Gioiosa Leonzio 2-0, Città dei Sant'Antonio Ionica 2-0, Avola Mister Bianco 5-1, Leonfortese Imesi Atletico Catania 1-1, Milazzo Mazzarrone 0-1. Questo è un gran colpo della squadra di Utro contro quella di Bognanni, 0-0 tra Modica e Nebros, 2-2 tra Rosmarino e Vittoria, 3-0 del Palazzolo sul Real Siracusa Belvedere, per una classifica che vede il Milazzo sempre in testa a 48, ma adesso c'è un solo punto di vantaggio sul Modica che ha 47, poi Avola e Nebros a 42, Vittoria a 41, Imesi Atletico Catania a 31, Gioiosa 30, Palazzolo 29, Leonzio 27, Ionica 25, Leonfortese e Rosmarino a 24,
Aci Sant'Antonio 21, Mazzarrone 18, Real Siracusa Belvedere 17 e chiude il mister bianco a 6 punti. Stop. Promozione. E occhio a quello che sta per succedere a Vittoria, perché si dice che ci sia un altro ribaltone ancora. In eccellenza B niente è dato per scontato. Infatti. Perché prendo la sconfitta di ieri di Angelo, si è complicata la vita, adesso c'è Un punto c'è soltanto. un calendario tosto, secondo me si è complicata veramente. Già, Ma poi c'è Pasquale Ferrara che è un vecchio Eh, volpone. già il fatto che non sono ritirate a scuola è già qualcosa. Ah, vabbè, quello, Mamma, quello, meraviglioso. quello, C'è quello. quell'Atletico Catania lì appena fuori alla zona playoff. Parliamo di promozione. Parliamo di Sì, promozione. infatti, ti abbiamo invitato per questo. Ti abbiamo invitato per questo. Parliamo di promozione perché sono 3 settimane che noi andiamo a presto a Piero Gatto per cercare di portarlo qui, perché da quando chiaramente è anche di più, prima in classifica, ma Non te ne di accorto. no, ma non so se era per scaramanzia, non so se era per impegni, no, non sto scherzando. Finalmente siamo riusciti a trovare gli impegni a vicenda che hanno permesso a Piero di essere libero, perché noi è vero che abbiamo parlato di questo Montelepre, diciamo sotto tanti punti di vista, ma chi lo conosce come lo conosce Piero forse nessuno, e quindi se non forse il presidente solamente, dico, No, neanche lui. neanche lui. Ciao Baldo Marchese, ti voglio bene. Quindi intanto partiamo dalla partita di ieri e ti chiedo, ieri dopo un bel po' di settimane siete stati 24 ore primi in classifica in coabitazione col Bagheria a quota 45, poi avete giocato contro il Marghetese, ci dirai tu adesso in che condizioni, e siete riusciti a diciamo, conservare la vetta della classifica tornando diciamo, a +1, visto che contro la Marghetese è finita 0-0. Una volta che stiamo parlando di risultati, chiedo al buon Salvo di mandare in onda la grafica, perché appunto il Bagheria aveva pareggiato 1-1 sabato contro l'Alcamo, mentre il Custer è riuscito a vincere contro il Renzo Picco 3-2, 0-0 tra Aspre e Frugatore, 0-0 tra Margaritese e Montelepre, colpaccio esterno del Regina Mundi in quel di Progetto Giardinello 1-0, 3-1 dello Sport Palermo, e sono contento per gli amici dello Sport Palermo contro il Mazzara, quindi prima vittoria della nuova gestione Grimaudo, e 2-0 del Bagheria 90-011 in quel di Valderice. Torniamo a te, quindi fammi un'analisi diciamo più o meno di quelli che sono stati i 2 giorni del Montelepre, da sabato post Bagheria Alcamo a domenica post Margheritese Montelepre. Allora, premetto che per adesso a biglie ferme possiamo dire le cose come sono la settimana, come è andata, che ci siamo tenuti abbottonati proprio per non dare assist Poteva essere una scusa, invece a così. nessuno, quindi ci siamo tenuti belli abbottonati. È stata una settimana tremenda, perché martedì abbiamo perso PS per un problema al ginocchio, poi abbiamo perso Rossomando per un attacco di febbre micidiale, poi abbiamo perso Valerio Fatta, proprio sembrava che era ritornato il Covid, e andavamo cadendo uno per uno e ci guardavamo con Peppe. Ma allora, dai, non c'è niente, tanto abbiamo giocato 3 giornate senza PS, lo possiamo fare di nuovo. Poi anche Rossomando, sì, ma anche con Rossomando, ma 1-1 andavano sparendo tutti, e ci siamo ritrovati veramente con la Juniores. Temevamo tantissimo questa partita, e ahimè non ci siamo gustati il pareggio del Bagheria, perché eravamo sicuri, dico sicuri no, però molto preoccupati per la partita. No, pessimisti no, mai. Però dico, eravamo molto seriamente preoccupati della partita contro la Marghetese, anche perché andavamo in un campo dove purtroppo ancora diciamo, sì, io non devo parlare dei campi brutti che la Palmon, ma nel 2023 purtroppo la nuova generazione non è abituata. Tutto sommato, se io avessi trovato ai miei tempi un campo come quello della Marghetese, avrei detto bellissimo, ma i ragazzi ormai non hanno neanche le posture per poter giocare sui campi in terra, quindi non si può più. Vento è una squadra passata male, proprio niente. Ti dico una cosa incredibile, una cosa proprio
Un verso vale più di 1000 aggettivi. Dico, guarda, Hai una cosa, spiegato chiaramente tutto. niente, guarda, un casino, guarda, incredibile. Guarda, non si poteva. Noi eravamo terremotati fino a che ci siamo guardati con Peppe, ho detto, ma giochiamoci la mossa Pierce, ma Pierce non sta lì in piedi, facciamo finta, e in modo che magari abbiamo fatto tentare Pierce gli ultimi 5 minuti, bleffando, sperando che loro non attaccassero per non perdere la partita. Però abbiamo fatto e siamo usciti sotto un autotreno. Un pareggio che vale come una vittoria. Una vittoria, una vittoria. Poi c'è stata la vittoria del Regina Mundi, e noi ovviamente speravamo che il Borgetto potesse quantomeno pareggiare con Regina Mundi, però ci sta, stiamo parlando di una grande squadra, Regina Mundi, perché io ricordo che noi non siamo la capolista, noi siamo la comparsa, la capolista. No, la comparsa. Cioè, tu lo sai, dicevo a lui in ascensore, siamo come quello che tira la gara in ciclismo, poi gli fanno scusa, ti puoi fare la parte State facendo la lepre. esatto, che adesso ci siamo noi. Quindi da sempre non ci avete mai nessuno di voi bastardi considerate la capolista, però noi siamo noi, perché adesso non rubare slogan che appartengono a Casteldaccio. Noi siamo noi è del Casteldaccio. no, esatto, se la tengo ciao ragazzi. Meraviglia, ragazzi. Quindi questa cosa, quindi non ci siamo gustati questo bel pareggio dell'Alcamo, che alla fine ha fatto una grande partita. Quindi posso dire, Piero, conscio di quella che era la tua situazione, ovvero in grave crisi, un'emergenza, dici, Provvisoria, però dici, vabbè, hanno pareggio, cioè, in teoria Baghera doveva vincere là. sì, un certo. pareggio perché se avessero vinto come da pronostico andavano Ma noi abbiamo pagato per quindi dice, vabbè, almeno va bene così. ma benissimo così. Noi ci speravamo, perché sappiamo che comunque l'Alcamo non è un'ultima arrivata, è un'ottima squadra, e quindi ci speravamo proprio, contrariamente di tanti addetti ai lavori che dava per scontato che già le partite erano finite, ma le partite non sono finite. Allora, non so se già Salvo l'ha fatto, ma andiamo, la classifica la voglio leggere insieme a Piero e Leggi Francesco. pure la prima. La leggo. No, Salvo tra poco si va a prendere una bella Coca-Cola, si gusta lo spettacolo Beh, e non fa più niente. sì. No, scherzi a parte. Montelepre a quota 46, prima in classifica, Vero. numero 1, tipo codice Codice 0 codice 01. Vuole votare Montelepre? Montelepre, codice 01 475. Allora, Bagheria 45, codice 02 in questo caso, e poi Regina Mundi con il codice 03 a quota 43. Vai, Sono 3 squadre, 3 bellissime squadre a quota, cioè a 3 punti. Poi per onor di cronaca, Bus Palermo 38, Aspra 30, Porcetto 29, Fulgatore 27, Alcamo 24, la Margheritese a quota 22, e poi qui c'è un altro campionato, a dire il vero, dove mettere dentro anche la Margheritese. Comunque sia, Bagheria 90-011 e Sport Palermo a quota 19 in questo momento sono fuori dalla zona pericolosa, che è composta da Mazzara e Valderice, Mazzara quota 16, Valderice 15 e Renzolo Piccolo 11, anche se il Mazzara ha ancora una partita da recuperare contro l'Alcamo. Io dicevo, Piero, pensavo, lo dicevo la scorsa settimana con Marco e Francesco, questa classifica vista oggi, 46 Montelepre, 45 Bagheria, 43 Regina Mundi, è una classifica che 6 mesi fa io l'avrei letta al contrario, dico la verità, con 46 Bagheria, per esempio, 45 Regina Mundi, e poi 43 Montelepre, ma comunque sia, delle 3 non sarebbe mai stata la prima, secondo i pronostici, diciamo, di 6 mesi o 7 mesi fa. Ti chiedo, con onestà, perché è vero che tu sei simpaticissimo e sei... La cosa bella di vedere una scienza dice, siamo una squadra simpatica, ma dice, ma noi quando giochiamo che faccio? Ci contiamo i pezzelletti e giocatori agli avversari. Dice perché simpatici? Che siamo, questo perché lui mi voleva dire, siamo veri, siamo reali e giochiamo bene ed è la verità. Però, con tutta l'onestà che ti contraddistingue, 6-7 mesi fa, tu da direttore sportivo che ti sei scelto i giocatori, che ti sei scelto l'allenatore, che sai come si allenano, tu alla 20ª giornata l'avresti detto che il Montelepre
avrebbe avuto un punto di vantaggio sul Bagheria e 2 e 3 sul Regina Aspetta, Mundi. io premetto che già so la risposta. Prego. Prego. Allora, noi dopo Mazzara, famoso, E io invece lo dico prima di Mazzara. No, Prima, Ad all'inizio campionato. agosto. no, ad agosto, Prima allora, giornata di campionato. allora, ad agosto, quando non esisteva il Montelepre, quindi come facevo io? Pensate. Finito di comporre la Finendo la squadra, quindi quando abbiamo completato, eravamo veramente completi, quindi dopo anche le prime amichevole che mancava l'attaccante, mancava qualcosa in difesa. Alla fine io e Peppe ci siamo guardati, io e Peppe però, non l'abbiamo detto neanche alla società, e ci siamo guardati proprio per fare un campionato importante. Ovviamente qua parliamo di essere primi a questo punto, cioè, ma io credo che neanche il Bagheria ti direbbe sì, io detto, fanno la partita, l'hanno fatta squadra per vincere il campionato. Però dico, andare a pronosticare una cosa del genere, anche loro per scaramanzia, io non posso perché comunque era una squadra che andava collaudata, che a noi quello che ci mancava proprio era il collaudo della squadra, perché erano tutti ragazzi che non hanno mai giocato assieme, che molti non hanno fatto neanche questa categoria, molti ragazzi vengono dagli allievi e poi dagli argentini, illustri sconosciuti, che abbiamo preso, abbiamo selezionato con Peppe, abbiamo fatto un grosso lavoro, però alla fine penso abbiamo fatto un gran bel lavoro. E ti dico che noi eravamo sicuri di fare quantomeno giocare per i playoff. Quantomeno giocare per i playoff. Poi, arrivato alla partita che abbiamo perso con Mazzara, lì forse sarà stata per incazzatura. Sì. Io ho al presidente Baldo Marchese che mi ha detto una cosa che non ve la dico. Io ho detto io questa squadra vincio il campionato. E lì ero molto incazzato. Qual era la risposta che ti aspettavi? Io una risposta simile a quella che hai dato tu, perché ho detto, secondo me, adesso Piero Gatto dice, noi eravamo convinti di fare un grande campionato, non di essere in testa, ma di poter fare la classica, di essere la classica rogna per chi invece il campionato lo ha iniziato per vincerlo. Perché comunque io voglio dare una risposta, è una mia interpretazione, poi magari è sbagliata. Quando si parla di Montelepre come squadra tra virgolette simpatica, in realtà è il mio modo di vedere il Montelepre come squadra simpatica è perché siete la classica squadra inaspettata che spezza la monotonia ovviamente in senso tra virgolette, di quelle che erano le aspettative della vigilia, perché chiunque alla vigilia diceva il Bagheria, il Regina Mundi che ha tre quarti della squadra che ha vinto col Piana, che ha vinto col Resultana San Lorenzo, l'Aspra che tu hai nominato, non dimentichiamoci il Borgetto Giardinello all'inizio con Dino Marino, il Cus che è sempre una squadra allenata secondo me, non me ne vogliano gli altri, non me ne voglia Peppe Guida, secondo me Ferdinando Zappavigna se non è il miglior allenatore del girone è uno dei migliori 3 allenatori del girone, tant'è che io Del spero girone? del campionato. Ma Stefano, c'è Stefano. No, io Nando? il contesto del girone in cui ci sono tantissimi bravissimi allenatori. Esatto. C'è Guida, c'è Tomasello, c'è Cipolla. Prima c'era Paolo Allenatore, che è un altro bravissimo allenatore. Da diversi anni la promozione regala i grandi Ma anche tecnici. l'anno scorso Anche la l'anno scorso. promozione era un discorso Sì, tra San tecnicamente Vito, San Giorgio Piana e c'è adesso una terza squadra, adesso mi sfugge. la Palmobal. La Parmobal, bravissimo, c'era il Marsala. Marsala, sì, Insomma, sì. è un girone. 2 anni, l'anni ancora prima c'è stato il duello Basta che poi non la seguivo più la promozione. Piana Resuttana, mi sembra, Sì. per la vittoria del campionato. Quindi diciamo, No, è una specie il di girone A, poi il è girone una A specie di è riserva del campionato di dell'eccellenza, eccellenza. sì. E a proposito di promozione, abbiamo noi gli Elites di Però scusami, io ti devo fare un rimprovero. rimprovero. Io mi sarei aspettato che invece di vedere queste cazzate che sono gli highlights, mettevi quello che abbiamo fatto noi per il nostro portiere Bordignone, Mm. che
penso che Sì, l'ho valga. visto, l'ho visto. Ma l'hai visto, sei stato poco E lui ha visto sensibile, e non segnala. Eh, Perché per la colpa ce l'ho io. perché quella è una cosa, Grande sorpresa. perché quella è una cosa che andrebbe vista anche a livello nazionale. Però io me la sono conservata, sai, noi facciamo non in video, noi facciamo sempre alla fine una chiamata finale Eh, e diciamo una cosa particolare della squadra. Non la possiamo dire Ma oggi. tu non ne sai niente proprio. Che nulla Ora, lui. Vabbè, vabbè, cosa vabbè. puoi mandare? Adesso se ne parliamo microfono. Mandiala, Bagheria Alcamo la Sì. possiamo mandare. Bagheria Alcamo. Facciamo rivedere il gol dell'Alcamo così. Bagheria Alcamo è la fotocopia del gol che abbiamo fatto il 2-2 col Bagheria, proprio preciso l'ha fatto l'Alcamo. L'1-1. Prego. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal comunale di Bagheria per Bagheria FC Alcamo, uno dei due anticipi della giornata numero 20 del girone A di promozione siciliana. Bartoloni avanza, mette in mezzo per il colpo in porta di Caracappa, la sblocca il Bagheria 1-0 al 14esimo, la rete di Samuele Caracappa. Stassi, e adesso Lucera decide di andare fino in fondo, lo blocca Vitrano, ancora Lucera in mezzo di testa, Caracappa, ma il gol è annullato. Recupera Bagheria con Rama, lì vicino c'è Gio, imbucata per Stassi che va alla conclusione, è un cross basso, a chiusura di Vitrano in calcio d'angolo. Ancora Caruso, corre Bellia, si ferma, effettua il cross, salta Lentini, non ci può arrivare, pallone recuperato e calciato da Caruso, poi la conclusione fuori per Chifari. Lucera si fa vedere Bartoloni, Lucera la alza e scambia con Stassi, tutto di prima, Lucera va in mezzo, colpo di testa alto di Gio. Pallone girato da Gallina, lo vede fino alla fine Stassi, poi va con il tiro al volo. Attento! Cagnina nel rilancio davanti Lentini, pallone raccolto da Riccobono. Si allarga Giuseppe Cottone, Riccobono invece va al cross in mezzo, di testa Chifari, la prende male. Occhio a Chifari, pallone largo per Bellia, il cross da fermo, cammina esce ma c'è il colpo di testa dell'FC Alcamo con Lentini. Questa punizione per l'Alcamo che ci vuole credere alla fine. Occhio alla conclusione larga di Riccobono, capitato lì il pallone. La battuta in mezzo, secondo palo, il colpo di testa di Lari Spina, il gol dell'Alcamo che fa 1-1. Il gol di Spina che fa gioire un'intera panchina, tutta in campo. Apertura di Bartoloni, la prende Stassi, chiede palla a Bartoloni, allarga invece da Gallina. Traversone in mezzo, colpo di testa all'indietro di Stassi. Grande parata di Misseri, ma tutto fermo. Fiorentino, fino in fondo, cross in mezzo, colpo di testa fuori di Florio. Intanto le nuvole cercano di scomparire, imbucata per Lentini, calcia male. Lucera. Punta Bellia, ancora Lucera verso il centro, cross morbido di testa, Gio prova il colpo. Stassi evita Badò, ma c'è il triplice fischio ufficiale, esulta l'Alcamo perché strappa un punto preziosissimo al comunale di Bagheria. Allora, siamo in diretta 1-1 del Bagheria sull'Alcamo e questo gol che hanno preso, così come quello che hanno preso non è, forse è il quarto o il quinto che prende il campionato in questa maniera. Io diciamo so che non è una cosa che Lo ha detto Tomasello a fine partita, ha detto un film già visto, visto. l'ha detto Tomasello, io questa la dichiarazione Ma lui l'aveva visto prima.
Infatti il problema è questo, che chiaramente il mister sicuramente l'avrà preparata, ma non riescono eventualmente, cioè, Io amo Tomasello, quindi me lo posso permettere. Fra uomini, non hanno avuto modo di evitarlo, evidentemente, nonostante le tante prove. La cosa che diceva poco fa Piero, noi grazie alla rapidità ed efficienza del nostro regista siamo riusciti a recapitarla e a riprenderla. potevi dire che era già preparata, me lo avevano sapere. Noi siamo onesti perché io l'avevo Noi vista. facciamo le cose per bene, non ci inventiamo niente. Vorrei, prima, cioè mentre lui perché lui adesso la manda in onda, vorrei che il il sottofondo è il tuo racconto. Cosa è successo quella volta, quella sera? Cosa hai fatto? Tu da direttore, comunque sia, cosa ha fatto il Monteleve per un suo tesserato? Io non ho fatto nulla. Diciamo che è stato un po' il volere un po' di tutto l'ambiente, che comunque io devo dire intanto che Bordignon è un ragazzo speciale, spettacolare, bello in tutti i sensi. Si è fatto volere bene da tutta la comunità di Montelepe, ma tu lo sai che gli chiedono pure l'autografo? Sì, sì, è una cosa bella. Ecco, infatti, vedi, vabbè, quando lo mandi, magari. Lui va, E quindi, siccome è l'unico, ecco, ecco, qua si vede che la moglie di Bordignon è già al campo. dillo cosa ha Non- fatto. Allora, tutti i 3 su 5 hanno le mogli a Palermo. Noi non sapevamo che anche Bordignon fosse sposato. L'unico senza la moglie era Bordignon. Allora, quindi si è fatto di tutto per far venire la ragazza e qui. E lui, fatto da qua, si vede che praticamente, guarda, ci va dietro. E siccome noi non eravamo neanche preparati noi, quindi ho detto a Peppe, fai finta che ti incazzi con la squadra, e così ci avviciniamo alla porta, per poi fare, cioè, poi se si sente l'audio pure, c'è l'applauso di tutta la squadra. Cioè, lui qui si scansa perché ha paura del mister che era incazzato, piuttosto la piglia con me, poi ha capito che noi eravamo tutti, e infatti qui guarda, belli, guarda, ora si vede pure in primo piano e si vergogna. Io penso che questo video dovrebbe andare a livello nazionale, perché è vera qualche cosa di spettacolare. Poi mi dice, sì, fatto fare la doccia, l'abbiamo fatto fare la doccia, e la sera abbiamo fatto anche una bella cenetta. Tra di loro, una cosa meravigliosa. Miracolo, ma diciamo, il segreto del Montelepre è anche questo, di riuscire a fare gruppo, famiglia. Ma è così, famiglia, ma credetemi, è nato tutto camminando, un percorso che abbiamo fatto passo dopo passo, giorno dopo giorno con Peppe, perché con Peppe fra di noi abbiamo sposato questa idea di calcio, senza dirlo neanche al presidente, se no non ce la faceva fare. Cioè, i presidenti erano convinti di avere un allenatore normale e un direttore sportivo normale, ma di fatto non è realmente così. Quindi tra di noi ci dicevamo queste cose da fare, certe volte ci sono anche guardati in faccia, ma veramente dobbiamo fare questa cosa? Però giorno dopo giorno sono venute fuori delle cose meravigliose, di cui poi magari nel secondo libro andrò a dire cosa abbiamo fatto a Montelepre, perché ci sono tante cose che abbiamo fatto che poi hanno dato, sono figlie, i risultati sono figli proprio di queste nostre follie anche organizzative, perché certe volte con Peppe, ora Peppe mi rimprovera perché dici le cose e poi hai ragione, perché non è facile, ragazzi, non è facile. Quindi io predico, magari poi razzolo male, però anche per me, che li ho magari pensate teoricamente, metterli in pratica non è facile. Quindi io sia Peppe, e io ringrazio Peppe perché oltre ad essere un allenatore bravissimo è una persona meravigliosa, sta facendo tantissimo, e sono felice che questi risultati, credimi, io sono felice per Peppe per questi risultati, perché non è facile. Come? Sta prendendo Ma più che delle rivincite, Peppe, perché qui stiamo fondendo la bravura di Peppe, perché Peppe è bravo, con quello che è, diciamo, l'innovazione di questo metodo che stiamo attuando sia io che Peppe
rischiando, perché basta che tu sai, il calcio è così, basta che perdi 2 partite, un calcio in culo e non ti manco ti calcolano più e ti prendono pure in giro perché ma chi è venuto qua a fare il fenomeno, è venuto qua. Quindi noi pregavamo che tutto potesse andare per il verso giusto. Diciamo che meritatamente, non fortunatamente, perché dietro a tutte queste cose simpatiche c'è tanto lavoro, e quindi i ragazzi, perché poi un'altra cosa, scusate se io sono con voi, quindi evidentemente tu Ti abbiamo mi invitato dai, per mi questo. dai un calcio e io mi zittisco, dietro a tutto questo c'è l'attenzione che mettono i ragazzi a tutto quello che facciamo noi. E quindi io questo devo ringraziare questi ragazzi che sono proprio lì, che adesso, grazie anche ai risultati che sono venuti, adesso credono su quello che noi comunque diciamo, che certe volte, vedi, tu sai quanto tu sei stato in mezzo ai calciatori, e sei un grande direttore, anzi è lui il direttore sportivo, non io. Io sono uno prestato per questo ruolo, come dice giustamente Baldo Marchese, non l'ha fatto mai il direttore sportivo. Quindi tu sai benissimo che i calciatori sono bastardi, ma chi sta a dire? Ma alla fine mangiano la pallone, quindi fanno tutto loro. Quindi io ringrazio questi ragazzi che adesso ci seguono veramente alla lettera e adesso aspetto, dite voi. Francesco, è una domanda una delle mie due me l'ha rubata a 10 quando Ma lui si chiama gatto ma è furbo come una volpe, l'ho sempre detto. Io ti faccio la domanda, te la faccio come si dice, truccata rispetto a quella che ti ha fatto prima lui sulla ti aspettavi di avere questa resa a questo punto della stagione, e ti faccio una domanda al contrario, ovvero sia, te la pongo dal punto di vista dell'avversario, ovvero come dal tuo punto di vista, tu chiaramente hai fatto tanti anni calcio e sicuramente certe cose le percepisci, le capisci al volo. Come è stato visto, è stato affrontato anche dal punto di vista di così, arrivo al campo, di affrontare l'avversario dal punto di vista anche dell'impatto su di voi, il Montelepre della prima partita, quindi di fine agosto, inizio settembre, e come vi vedono adesso gli avversari? Dal tuo punto di vista, come a dire, un timore in più, anche una sfida in più, perché dice, vediamo se siamo noi a fermare questa squadra, che siete imbattuti, credo, da 16 giornate, correggimi se sbaglio, dalla partita in casa col Bagheria. Sì, l'ultima sconfitta in casa col Bagheria. Quindi dimmi un po', se Maledetti. tu ti sei reso conto di eventuali anche differenze nell'approccio che hanno gli avversari nei vostri confronti, dall'inizio ad oggi. Io la cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere una grande squadra strutturata, ben fatta, ben gestita, ben diretta come l'Aspra, e gridare è finita quando pareggiavamo. Quindi lì ho detto mamma mia, ma allora vero importanti siamo, perché io penso che una squadra come quella dell'Aspra, se ci avesse considerato come ha fatto all'inizio, sarebbe venuta lì a giocarsela fino alla fine, tentando di vincere quella partita. Magari con lo 0-0 se lo sentivano stretto. E magari adesso lo sentiamo, invece lì proprio l'arbitro ha dato 9 minuti di recupero di tempo che hanno perso loro, e poi lì ancora a dire è finita. Io lì ho pensato, ho guardato male io la classifica e pensavo che magari a questo punto potesse servirgli a qualche cosa, oppure non lo so, noi siamo veramente così importanti da poter dire noi abbiamo pareggiato a Montelepre, siamo andati a pareggiare a Montelepre, però io, siccome voglio bene e rispetto tanti di quei calciatori che erano dall'altro lato, sono rimasto un po' imbarazzato, quindi stupito. Quindi questo è quello che io adesso riesco a percepire. Anche ieri, allora ieri se ci avessero considerato come la Montelepre dell'inizio, io credo che avrebbero vinto la partita, perché è bastato far entrare PS PS Zoppo, ho pensato mi ha fatto fatica ad entrare, e quindi questa la dice lunga su quello che sul percorso e sul cammino che ha fatto il Montelepre. Però devo dire che inconsciamente
inconsciamente. Sia Bagheria che adesso non so, io mi auguro anche il Regina Mondi, inconsciamente, che consciamente no, ma che fa schifo, capite, ci sono l'Argentina che sono i figli di Maradona, però inconsciamente poi ci guarda e dice, ma veramente questi sono quelli che... Quindi, La domanda mia è, diciamo, domanda da mestiere, quale fai per il Montelepre? Allora, tu qua, della tua Montelepre, arrivi a dicembre, io in questo momento non so se già eri prima, comunque sei forse secondo a dicembre. eravamo primi, abbiamo chiuso il giro d'andata prima. Sì, è vero, l'ultima giornata, La fa- la Ora, famosa campionata. noi siamo innovativi perché abbiamo festeggiato tipo Capodanno e poi l'hanno fatto anche tutte le altre squadre. Sì, e poi praticamente poco prima di Natale avete chiuso il campionato e quindi c'era tutto il tempo, modo e maniera per eventualmente andare al presidente e dire: Presidente, dico, siamo primi, mi manca una punta, un centrocampista, un fantasista o un portiere, me li dai? E io penso che Marchese, che ha fatto calcio a livelli alti quando era soprattutto ad Alcamo, ti diceva: Piero, qua c'è sta cifra, intervieni. Perché il Montelepre a dicembre non ha fatto nulla sul mercato? Scelta tua, scelta del presidente, scelta del mister? Tanto saluto pure Salvo Conigliaro che è il co-presidente, quindi no, perché se no non posso andare a Montelepre, capito? Esatto. Quindi saluto Salvo Conigliaro e Carlo Conigliaro che è il figlio. Ma invece ti dirò di più, è stato proprio Baldo Marchese a dirmi, ma ora qua mi ha pigliato. E quindi a questa domanda, siccome noi abbiamo comunque, anche se non sembra, ma abbiamo un budget che dobbiamo rispettare, mi giuro, avanzano soldi, perché già si capisce. E quindi dice, chi dobbiamo prendere? Allora lì io ho detto, dobbiamo prendere tre giocatori, quindi un attaccante, un centrocampista e un difensore. Io ho bisogno uno da 1200, uno da 1300, ho fatto un conto. Allora, minchia, tutti questi piccioli, hai capito che siamo primi. Dopodiché, superata questo primo shock che ha avuto Baldo, ho detto no, guarda che noi non vogliamo nessuno. E lì ha ripreso colore. Ciao Baldo, Baldo è un grande presidente, insieme anche a Saporia. Però hai capito che noi abbiamo diviso una somma, abbiamo stabilito una somma per tutta la squadra e abbiamo aumentato anche un pochino lo stipendio, Sorta di premio che ha il voluto premio dare. a tutta la squadra. Questo è il nostro rinforzarci, è stato questo. Poi abbiamo regalato proprio a fine girone, quando abbiamo finito il girone di andata, abbiamo fatto la mangiata e la nostra mangiata, anche quella non è stata normale, perché abbiamo fatto la mangiata con le famiglie. Quindi eravamo soltanto 100 e qualcosa. Quindi perché tu pensa, 30 più le famiglie, poi c'erano i genitori, poi Bambini. eravamo più di 100, ci sono i video che sono spettacolari, fecimo Capodanno praticamente. Però poi ho visto che anche qualche altro poi ci ha cominciato a copiare. Vi osservano, vi Ma osservano. questo. Beh, comunque sia, diciamo, l'acquisto sul mercato l'hanno fatto sui propri giocatori, Sui propri praticamente. giocatori, sì, Bella, è una questo. bella cosa, bellissima cosa. Oggi comunque ci Questo è vorrebbe, Baldo Marchese. oggi ci vorrebbe qualcosa, però andiamo avanti così, perché purtroppo quest'ultima settimana ci ha veramente decimato, quindi io mi auguro, non è un X non è il classico ospedale, che non abbiamo mai parlato, però mi auguro veramente di poter rimettere su la squadra in sesto e potercela giocare. Ora, per fortuna del Montelepre, facendo gli scongiuri, dice, sulla carta c'è uno scontro. Assolutamente no, Eh. assolutamente no, perché l'Alo Piccolo sta facendo bene, abbiamo parlato in eccellenza della squadra di Bonocole, Sì, dell'Ascari. dell'Ascari, e io paragono l'Alo Piccolo con l'Ascari, perché le ultime partite l'Alo Piccolo si sta facendo egregiamente bene. Col Quindi, CUS 3-2. Questo col infatti, CUS all'ultimo minuto. ma vabbè, Sì, ma il sì. CUS si sta preparando per il Brasile. Quindi non poteva, ha fatto un po' di turnover, quindi Francesco, io Io ancora stavo pensando alla a... domanda. No, io stavo pensando a Piero e a Giuseppe Guida che fanno entrare Pierce
per indurre la Margheritesi a smettere di attaccare, perché dico, mi sta entrando il capocannoniere, questo pure con un piede solo rischia che ci fa gol. Stava facendo gol. E stava per fare gol. Cioè, questa è posso dire che è magia questa, non è più calcio, si entra nell'esoterico quasi, è bellissimo, bellissimo. Noi parliamo di ecco, nel libro poi c'è pure, oltre la tattica, ma se non ci sono le strategie, non può esistere la tattica. Ce l'ha poi la Quindi psicologia, prima, certo. ma prima delle tattiche devono esserci delle strategie. Anche qui in una battaglia si vince anche da queste cose qua. Che lì quando sei perso ti giochi tutte le carte, anche questo. Cosa bella, il libro Il calcio è infinito, quello di Piero Gatto, sì. Aspetta, lascia... Lo facciamo vedere perché dico, lo facciamo vedere che io già ho avuto modo di prenderlo lo scorso anno, ecco qua, primo piano, l'ho preso tramite Marco Mineo, adesso Piero gentilmente l'ha dato ai ragazzi, ringraziamo. Ci sono diciamo delle strategie, appunto. Una di queste è il non rimprovero, come appunto ce ne parlava anche Guida. Non ha a che fare con il non rimprovero, ma ha a che fare con una strategia che che Peppe ha detto la scorsa volta, che mi ha, diciamo, lasciato un pochettino di stucco. Lui praticamente, e la battuta di poco fa di Francesco del Real Madrid si riferiva a questo, lui praticamente quando va a preparare una partita, Peppe, non lo fa dicendo qualcosa di troppo dell'avversario. Tant'è che una volta ci ha raccontato una cosa di Pirsi, è andato a lui e ha detto ma che è il Real Madrid? E mi sembra che la partita era con uno Sport Palermo. Sì, l'ultima volta che ha parlato perché proprio dice questi sono forti, mi racconta questo, occhio a questo e quello gli fa ma che è il Real Madrid? E ha visto che la squadra non lo so, si aspettava chissà che cosa e ha giocato in maniera timorosa rispetto. Poi da quel momento in poi non l'ha fatto più, anche se giocavano contro il Bagheria, poi ha avuto i risultati sperati. Quindi io volevo raccontare da te che sei anche mental coach, non per modo di dire, ma realmente, come si fa a preparare una partita contro una squadra che magari così forte, o sia quando eri terzo che quando eri secondo e soprattutto quando sei primo, come si fa mentalmente a preparare una squadra senza essere, diciamo, troppo pesanti o diciamo, senza, diciamo, farli intimorire. Intanto dobbiamo partire dal concetto che lo stress, quando è eccessivo, blocca, però lo stress ci vuole perché è quella molla che ti fa attivare e quindi fa reagire. Quindi bisogna stare attenti a non trasmettere molte notizie stressanti alla squadra, se no ricordi veramente. Come si fa? Quindi non devi essere né troppo eccessivo per quanto riguarda, se io ti dico abbiamo che c'è un discorso con due, però questi sono enormi, sono alti 2 metri, hanno le spalle così, e dai, vieni, dammi una mano. Guarda, diciamo, in parole povere, è quello che succede se noi andiamo troppo a esagerare su quello che deve essere l'avversario, perché tu pensa che essere contro, quando tu dici la parola contro, già è guerra. Quindi il corpo, noi non è che noi sappiamo la partita, però quando tu dici contro, tutto quello che è dentro di noi è una guerra. Tu hai un avversario. Quindi quando dici contro, tutte le nostre cellule si mettono in protezione. Allora, quando la protezione è eccessiva, perché tu o attacchi o scappi. Il problema qual è? Attaccare e scappare è comunque una reazione, ma il problema è quando c'è la paralisi. Quindi rischi di fare questo. Allora devi essere tanto quanto, quindi quello giusto stress, giusto un tantino, che poi le partite come Bagheria o Regina Mundi non hanno bisogno, perché se già di sé o sei cretino e sei di un altro mondo e quindi non conosci Regina Mundi, perché se io già Regina Mundi, che già è un problema, io vado ad aggravare quello che è c'è la fine. È vero, è vero. Quindi questo in poche parole. Poi per quanto riguarda il non rimprovero, quando noi finiamo tu mi fai segnare. Sì, stiamo finendo. Tipo il Festival di Sanremo, io alle 2 la faccio.
Sì. Vabbè, capito, c'è piace, capito? No, dopo di noi non è che c'è il TG. Oh. Quindi il fatto del non rimprovero, questa è stata una cosa che noi ci siamo imposti, sia io che Peppe, perché ecco perché non finirò mai di ringraziare Peppe, perché io Peppe l'ho coinvolto in una follia e lui è più pazzo di me che mi è venuto a Peppe, perché già dire a un allenatore, Peppe, però noi non dobbiamo, tu non devi rimproverare nessuno. Dice, come devo rimproverare? Perché se tu non rimproveri, automaticamente se non rimproveri l'allenatore, tu pensi che lo può fare un calciatore grande a un calciatore più piccolo, più giovane? Non si può permettere. Infatti è successo pochi giorni fa, dove Peppe, giustamente lì ha chiamato proprio alla regola numero 1, che è il non rimprovero, e gli ha detto queste esatte parole. Ma come ti permetti? Non lo faccio io? Tu pensi che ti puoi permettere tu? Bravo. E siccome lui non l'ha fatto per tutto l'anno, le ha chiesto scusa. No, io non voglio delle scuse. Deve essere così. Quindi lì è tutto. Allora, voi pensate che dentro... Ora cominciamo a svelare i segreti del Montenegro. Pensa che nello spogliatoio fra il primo e il secondo tempo, io dopo 40 e passa anni io mi levo l'età, ma sono di più, di calcio, entrare in uno spogliatoio fra il primo e il secondo tempo e tu vedi tutta la squadra in silenzio, quindi che nessuno che dice tu la palla, tu me la dai lunga, tu me la puoi, io un curro, in silenzio, che si fa le sue cose, tu sempre aspetta l'allenatore che in maniera pacata dice le cose che deve dire, quindi parla, non urla, e forza andiamo a vincere questa partita e ce ne andiamo. I ragazzi continuano a fare quello che devono fare senza andare a attaccarsi l'uno dall'altro e questo è il Montenegro. Vai negli altri spogliatoi e fra il primo e il secondo tempo tu vedi come si cavolano le cose va. Quindi, e questa è una cosa molto... E questo si respira anche durante l'allenamento, durante le spiegazioni che dà il mister. Quando parla il mister nessuno si fa i cavoli suoi e stanno tutti attenti. Se tu pensi che all'inizio, una parola che dicevamo spesso, vogliamo vedere occhi, non vogliamo vedere teste. Perché no, io giro, dobbiamo vedere occhi. Quindi abbiamo sofferto un paio di giorni, però tutta la squadra adesso è abituata. Ci sono le fotografie, se vedete tutti lì con gli occhi sparanti, te stai a guardare poche parole, però Efficace. Forse lì mi riaggancio al discorso che avete fatto voi sul non intervenire sul mercato a dicembre. Avete, secondo me, anche evitato di correre il rischio di portare dentro giocatori magari poco funzionali a quello che era lo spogliatoio. Bravo, esattamente questo. Infatti qualcuno che è entrato perché per raccomandazione non è vero. Ha fatto e fa un po' di fatica perché ha saltato la prima fase di crescita di questa squadra e quindi fa un po' fatica. Infatti il rimprovero era proprio rivolto a uno di questi e quindi hai ragione. Quindi figurati se oggi può entrare chiunque, dice io sono sceme, perché veramente sembriamo dei coglioni, perché nessuno che litiga, nessuno che entra, guarda, facciamo partite, ci facciamo male durante l'allenamento, di essere fatto male per uno scontro in allenamento, che si ammazzano, però si alzano, si danno la mano, invece quante liti sono successe in allenamento fra compagni, e qui si ammazzano, si alzano, si abbracciano, si baciano, eccetera. Allora, Francesco, detto che non abbiamo il TG, ma detto che comunque sì, abbiamo una casa. No, ma anche perché nessuno, bastardi, un bicchiere d'acqua, c'ho proprio, c'ho l'ugola, Il caffè te l'abbiamo il offerto. caffè, E allora, sono le 22:50, forse è la puntata più duratura, però ne è valsa la pena. Ci sta. E sono convinto che avremo tante cose di cui parlare e io continuerò a fare magari l'ascensore. Esistono i telefoni per questo. Sì, esatto, quindi abbiamo una casa e anche un letto che ci aspetta. Io ringrazio veramente Piero, ci ha fatto, diciamo, aspettare una settimana, ne è valsa la pena perché
sono contento di questa puntata, mi sono divertito. E siete Ma io, Simpatica. allora, io ci tengo a ringraziare voi perché siete veramente due ragazzi eccezionali. Poi sapete fare il vostro mestiere, siete professionali e date, ecco, e date quella professionalità nei dilettanti che è quello che ci vuole. Quindi, ma lo dico, guarda, io sono sincero, non so dire, non so mentire. Però mi ha Quindi, detto che tifo Bagheria, attenzione, quindi attenzione perché sto cercando di... No, ma no, vabbè, ma ognuno si sceglie si scherza, il si suo scherza. cavallo, quindi a lui piace arrivare terzo, secondo, quindi va bene così. Ah, terzo! No, perché scusate, tanto non c'è TG. Allora, mi sono arrivate 2000 telefonate perché prima noi eravamo primi a 3 punti di distacco dal Bagheria, però tutti parlavano del Bagheria e quindi perché Bagheria ha il calendario a favore. Quindi, oggi tutti mi hanno chiamato, ve fottio, un Regina Monti. Ho detto, ma ti hanno sono 8 punti. Quindi, ma io saluto la Regina Monti, allora là c'è mio nipote Marco, che lui il bastardone che è mio nipote, io lo amo, lui è Giampiero, ogni lunedì mi chiama, ma zio, e mi fa, lui è tipo dispiaciuto che ne pareggiamo, disgraziato, e quindi va bene, dai, scusate. No, ci sta. Grazie. Se sapevo venivo prima. Però c'è anche da dire, l'abbiamo detto a microfoni spenti, diciamo noi, io alla fine, addirittura io e Tommaso, quindi parliamo di non so, 8 anni fa, abbiamo cominciato veramente, e la trasmissione prima di noi era l'edicola Edicola. di Gatto e Sorce ai tempi, che hanno cominciato loro a fare approfondimento sul calcio dilettante, poi è cominciato lo calcio con Francesco e ora siamo arrivati qui. Piero lo continua a fare, solo lui, lo fa sempre al solito suo, inventandosi sempre delle novità, però insomma noi siamo contenti di quantomeno proseguire anche questo lavoro che dà lustro. Pluralismo. Io, guarda, sono A felice. patto che ci sia sempre Oh, un Rispetto. rispetto. Io avere figli come figli artisticamente Sì. parlando come voi e come le altre trasmissioni, io sono felice perché quando c'è l'intelligenza e quando c'è il buon gusto e quando c'è e poi una cosa, quello che vi dico, siate innovativi. Io posso dire che ai tempi forse siamo stati i primi a scherzare su questo calcio, che non ci scherzava nessuno. Abbiamo fatto pure le scenette, abbiamo fatto tutto, di tutto e di più. Abbiamo preso delle querele. Voi le avete prese le querele? No, io l'ho prese le querele, perché le persone non si sa quando si scherza e quando si dice sul serio. Figurati. Quindi, però siate innovativi. Io sto lanciando in sordina questo campionato degli allenatori, che però sembra stupido, ma io sono sicuro che fra qualche anno tutta la Sicilia si baserà su questo campionato anche perché vi coinvolgerò, io così poi lo fate voi e le altre trasmissioni nelle altre province, poi ecco, invece poi magari organizzare tutti assieme una grande serata, Beh, questo è bellissimo. dove tutti noi saremmo uniti, andare a premiare non chiamare su questo due Oscar, anche questa parola la dobbiamo cambiare, però per premiare il meglio del nostro calcio. Ecco, questa è una promessa che ci possiamo fare. La possiamo fare, sì. Troviamo sponsor. E ci sono dei testimoni perché in tanti ci stanno guardando. Quindi. Cercheremo degli sponsor perché a gratis non si fa Sì, niente. assolutamente. Quindi, c'è un bellissimo riquadrino in basso a destra. è tutto Marco Mineo, per esempio, ci potrebbe dare la location. ma invece però lasciatelo dire a Marco, c'è sua moglie che dice io aspetto che Marco esca da casa perché siamo senza una lira. Comunque c'è qua un muro bianco riempito perché veramente qui si fa per l'amore del calcio, c'è la passione e quindi però togliamo tempo alle famiglie perché fare i cretini certe volte, però per fare questo bisogna essere sempre informati, bisogna essere sempre sul pezzo, Assolutamente sì. ore di telefonate con tutti e tutti mi dicono: "Ma sempre occupato?" Quindi sicuramente anche voi siete nelle mie stesse tristi condizioni. Quindi per fare un'ora di trasmissione sono tanti i sacrifici che si fanno. Quindi
aiutate questi poveri. Ci circondiamo di persone ricche di pazienza. Infatti, veramente di tanta infatti. pazienza. Noi ci rivediamo lunedì prossimo e sarà il giorno del dopo Athletic Gela, quindi sapremo se ci saranno degli scossoni o no in testa alla classifica, così come potrebbero esserci chiaramente anche in promozione. Mi auguro, non dico niente, perché poi mi dicono, ecco. Quindi ci rivediamo lunedì prossimo. No, infatti, per favore. Abbiamo cominciato la stagione Bravo, tra le righe, facciamola bravo. proseguire peggio. Mi auguro che tutto vada bene per tutte le squadre che ci seguono. Cioè, viva lo E viva il calcio. calcio. Fine. Grazie a Salvo Geraci, che è sempre puntuale anche per aver preso il video in extremis della sorpresa al Bordignon. Grazie Piero, sempre a te. Quindi noi ci rivediamo lunedì prossimo. Buonanotte.